me la storia piace tutta, tutta quanta. In realtà il mio editore mi chiede più spesso di scrivere romanzi sull'antica Roma, perché in Italia hanno più successo dei romanzi di storia medievale, rinascimentale o moderna o contemporanea. Però a me la storia piace veramente tutta, quindi è stato un caso che approfondissi quella romana. Però ultimamente, per esempio, sto scrivendo più romanzi sulla Seconda Guerra Mondiale, sull'Olocausto, quindi perché poi dopo un po' uno si stufa di scrivere sempre le stesse cose, anche se la storia di Roma è inesauribile. Cesare ha significato la trasformazione da repubblica a impero. È lui che ha indicato la strada per salvare Roma dalle guerre civili che ormai da un secolo caratterizzavano la Repubblica. La Repubblica stava crollando, stava implodendo su se stessa nelle guerre civili tra Mario e Silla, tra Cesare e Pompeo, appunto, Catilina, Lepido. Tutti personaggi che cercavano di prendere il potere con la forza, vuol dire che qualcosa non funzionava più nella Repubblica. Cesare si fa eleggere dittatore a vita. Dittatore era una carica normale di Roma antica, durava 6 mesi, era una carica come console, solo che era un console unico, non erano 2 consoli come di solito. E quindi era una carica prevista dalla Costituzione. Quello che lui cambia è che lo fa diventare una carica a vita, come se fosse un re, e i romani non sono ancora pronti per un re o un imperatore, quindi lo uccidono. Quando lessi la sua storia di Roma dissi: da grande è bella la storia, voglio convincere tutti che la storia è interessante, non è come quella che si insegna a scuola. A scuola è un insieme di date e di dati. Si perde di vista a scuola l'elemento centrale della storia, che è l'uomo. L'uomo con le sue sfide, i suoi amori, le sue ambizioni, i suoi odi. È questo che rende interessante la storia, narrare le imprese degli uomini. Ma Roma è stata la prima civiltà globale e quindi ha colpito tutti, e poi Roma è piena di personaggi che possiamo considerare eroi. E certo, tra Roma e noi sono passati tanti popoli. In Spagna ci sono stati i Visigoti, i Vandali, gli inglesi, i Mori, e quindi voi non siete i diretti eredi dei Romani. In Italia è lo stesso, perché in Italia sono passati i francesi, gli spagnoli, i normanni, i Mori, quindi non siamo i diretti discendenti dei Romani, però culturalmente lo siamo, è la cultura che ci è più familiare, un po' a tutti, e quindi un eroe romano è quasi uno di famiglia per noi. Questo mi colpisce di Santiago Posteguillo. In Spagna e in genere nei paesi di lingua ispanica, un romanzo storico sull'antica Roma di Santiago Posteguillo arriva ai primi posti in classifica. In Italia un romanzo storico può vendere tanto, un romanzo storico sull'antica Roma, ma non arriva tra i primi 10 in classifica, è rarissimo, e questo dimostra che forse il popolo spagnolo è più interessato alla storia di Roma antica di quanto lo sia il popolo italiano, stranamente.